Siamo a Roma, all'Art Café, via del Gallopadoio, nei pressi di Villa Borghese. Siamo qui con il presidente del Circo del Principe, Alessio Trentin, che questa sera ci parlerà della inaugurazione di una nuova stagione estiva romana, molto importante. Buonasera a tutti gli amici e grazie Maria Pia. Siamo qui con il Circolo del Principe oggi ad inaugurare nel cuore di Villa Borghese, del cuore verde di Roma, all'Art Café, questa stagione estiva che abbiamo voluto fare in collaborazione con questo importante locale romano, per dare anche un risvolto ricreativo al nostro circolo, che ha una base di promozione culturale nella capitale ma anche in tutta Italia, e quindi abbiamo deciso di fare questo contest di cene eleganti, di dinner party, con una cena e poi una serata vera e propria discoteca all'aperto nell'estivo dell'Art Café, qui nel cuore di Villa Borghese, e siamo qui con i nostri soci che poi si scateneranno magari in danze da ventenni all'interno della pista dell'Art. Abbiamo voluto portare la nostra etica, il nostro modus operandi di eleganza e di stile anche in una discoteca, che già di per sé è un locale elegante come può essere l'Art Café. Quindi abbiamo soltanto dato una spinta in più a quello che è questo locale e questo contest che già esiste da molti anni su Roma. Devo dire che la location è eccezionale e anche un po' magica. Qui nel centro di Roma, Villa Borghese, in una notte stellata, c'è questa bellissima musica. Anche dal punto di vista culinario devo dire che è tutto perfetto. Sì, abbiamo ricreato questo pranzo a buffet servito con poi il DJ set per la serata, dentro questo set che è stato rifatto ispirandosi al film Apocalipto di Mel Gibson. È stata ricostruita, come vedrete poi dalle immagini, la piramide Maya, e ci sono tutti gli ingredienti per questa notte magica. Io mi sono messo in tenuta da esploratore. Infatti lei ha un look particolare. Io so un look particolare perché da presidente devo ispirare non a trasgredire, ma a fare sempre di più, a non porsi dei limiti che possono essere per fare sorridere e divertire. Siamo qui per divertirci e siamo in una notte magica e rientriamo come 500 anni fa nel mondo Maya. Quindi io mi sono già messo in veste di esploratore per esplorare questa magica serata. Anche perché il sorriso aiuta a vivere meglio. Certo, bisogna sempre sorridere, perché donando un sorriso che a noi non costa niente possiamo migliorare le giornate di persone che magari sono meno fortunati di noi. E quindi sorridete sempre, godiamoci la vita sempre con testa e sempre con il savoir-faire che noi insegniamo nel Circolo del Principe, insomma. Certo, e anche di buon auspicio tutto questo. Certo, che nella notte del patrono di Roma, dei Santi Pietro e Paolo, dobbiamo assolutamente che sia di buon auspicio per un'estate spumeggiante e per ritrovarsi sempre all'Art Café e sempre tra amici, che sia a Roma, che sia in Italia, che sia nel mondo. Sempre e comunque l'amicizia vince su tutto, e noi del Circolo la mettiamo come base della nostra politica e della nostra etica. Certo, quindi una vita felice, una vita serena, una vita spumeggiante, una vita all'insegna del sorriso. Sempre e comunque il sorriso. Ok, grazie e un saluto a tutti. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo e al prossimo appuntamento. E il prossimo appuntamento? L'estivo sarà sempre all'Art Café, che è la nostra sede estiva, e i nostri soci. E quali giorni? Nel venerdì stiamo organizzando tutte le serate dei venerdì per i nostri soci con una convenzione particolare, e dopodiché dall'autunno si riprende con i convegni culturali nelle nostre sedi più istituzionali, diciamo. Stiamo ancora in cantiere per i prossimi appuntamenti dell'autunno. Quindi per l'intera estate, ogni venerdì, i soci del Circo del Principe si ritrovano qui. Esatto, ogni venerdì cena e festa all'Art Café, Okay. lì i tavoli in pista, e poi abbiamo tutte le nostre aree riservate per essere trattati sempre con un occhio di riguardo, perché comunque il Circolo del Principe è fatto da gente
che merita sempre qualcosa in più. Sì, anche perché all'interno del Circo del Principe ci sono persone che ricoprono ruoli molto importanti. Esatto, siamo fortunati ad avere all'interno del nostro circolo ambasciatori, prefetti, abbiamo avuto viceministri E anche scrittori che senza la scrittura non ci sarebbe la cultura, e quindi siamo molto fieri dell'operato di tutto lo staff del circolo, e stiamo crescendo sempre di più e siamo contenti di questo perché è una famiglia che si allarga. Sì, concordo, è una bella famiglia, veramente, complimenti e auguri per tutto. Grazie a tutti e grazie degli auguri.